Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Nubifragio a Favara, cresce la preoccupazione per la donna dispersa, travolta alla furia dell'acqua, si scandaglia il canalone, trovata una scarpa. Imponente operazione antidroga tra Palermo, Bagheria e Termini Imerese, smantellata una banda di narcotrafficanti, 10 arresti. Corteo per la flottiglia a Palermo e flash mob, scontri tra manifestanti e polizia, urla, spintoni e manganellate. Una ragazza ferita alla testa, polemica per l'allestimento e il villaggio militare. Nonni sempre più social, usano i cellulari, guidano, fanno sport, viaggiano, oggi è la loro festa. La terza età non è più un limite. Scalerà l'Empire State Building, il famoso grattacielo di New York, è un arzillo 77enne di Taormina. L'abbiamo seguito in uno dei suoi allenamenti. Catania, dopo i lavori di riqualificazione, riapre al pubblico Parco Gioeni, fontane, alberi e un paesaggio mozzafiato. Calcio, c'è il Siracusa sulla strada del Catania, i rossazzurri dopo 3 pareggi consecutivi vanno in cerca di riscatto. Caturano pronto a guidare l'attacco degli etnei. In Serie B il Palermo punta alla Spezia per ritrovare la vittoria che manca da 2 giornate. Inzaghi dovrà fare a meno di Ceccaroni, squalificato. Bentrovati, sono ore di grandissima ansia, preoccupazione ma anche speranza a Favara per la madre dei 3 figli travolta ieri mattina dall'acqua del nubifragio. Le ricerche di vigili del fuoco, volontari e parenti si sono estese lungo il canalone di Piazza Indipendenza fino al fiume Naro. Intanto è stata ritrovata una scarpa che potrebbe appartenere alla donna. Davide Sardo. Un ritrovamento che riaccende la speranza, ma anche la paura. Durante le ricerche di Marianna Bello, 38 anni, madre dei 3 figli, è stata trovata una scarpa che, secondo i familiari, appartiene proprio alla donna scomparsa mercoledì, travolta dalla furia dell'acqua durante il nubifragio che ha colpito Favara. Il ritrovamento è avvenuto in aperta campagna nel vallone che porta al depuratore, una zona che rientra nel percorso del canalone dove si concentra gran parte delle ricerche. Dall'alba di oggi i vigili del fuoco con i sommozzatori hanno ripreso a ripercorrere il tragitto del collettore di Piazza Indipendenza fino al fiume Naro. Si sta dragando la base del canalone, piena di fanghiglia, perché non si esclude che il corpo possa essere rimasto intrappolato e ricoperto dal fango. Sul posto, come ogni giorno, anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, insieme ai familiari, agli amici e ai tanti volontari che non smettono di cercare. Con la nostra preghiera vogliamo anche sostenere quanti si stanno dando da fare per le ricerche, le forze dell'ordine, quanti sono impegnati a vario titolo senza sosta per un esito felice della vicenda. Le ricerche continuano anche nella zona del villaggio Mosè e andranno avanti fino a sera. Favara resta unita tra angoscia e speranza, aspettando di ritrovare Marianna Bello. Imponente operazione antidroga tra Palermo, Bagheria e Termini Imerese. È stata smantellata una banda di narcotrafficanti, 10 le persone arrestate. Malio Viola. Una vera e propria organizzazione criminale gestita da un 30enne di Bagheria che si procurava la droga, teneva i contatti con i fornitori, assumeva corrieri e spacciatori e li stipendiava come avverrebbe in una qualsiasi attività lecita. Era lui personalmente poi a gestire il territorio, allontanando dalla sua zona gli spacciatori che non facevano capo della sua organizzazione. Fra ottobre del 2022 e giugno del 2023 i carabinieri hanno seguito le attività dell'organizzazione, intercettato le operazioni e effettuato sequestri casuali agli spacciatori. Ora, a distanza di 2 anni, scattano gli ordini di custodia cautelare. Le manette sono state strette ai polsi del capo dell'organizzazione, di 3 dei suoi corrieri e di 4 spacciatori. Per altri 2 arrestati nel frattempo è arrivato in carcere il provvedimento che riguarda l'associazione a delinquere. Indagate a piede libero altre 8 persone per le quali il GIP non ha firmato i provvedimenti di custodia cautelare. Durante l'operazione i carabinieri hanno provveduto a 4 perquisizioni per acquisire materiale da taglio, libri mastro, sostanze stupefacenti. Per una persona è poi scattato l'arresto in flagranza di reato perché trovato in possesso di 22 grammi di crack e oltre 2.200 euro in contanti. Sotto sequestro anche un orologio di lusso e l'auto del presunto spacciatore. 3 arresti per tentato omicidio a Paternò. I fatti risalgono alla sera del 9 dicembre scorso, quando per un debito di droga una lite è degenerata a colpi di arma da fuoco ed è finita con il ferimento di un uomo con un fucile a canne mosse. Stiamo vedendo appunto le immagini.
A Palermo la manifestazione pro Gaza degenera in scontri tra i manifestanti e la polizia, urla, spintoni e manganellate, una ragazza è rimasta ferita alla testa, polemica per l'allestimento del villaggio militare. Marco Gullà. È stata una notte di tensione a Palermo, dove una manifestazione organizzata in segno di solidarietà con la flottiglia è degenerata con un blocco della polizia e con scontri. Centinaia di persone richiamate dal passaparola sui social si sono radunate intorno alle 23 in piazza Sant'Anna e hanno sfilato lungo il centro storico fino al Teatro Massimo, proseguendo poi verso piazza Politeama. L'intenzione dei manifestanti era quella di dirigersi verso il villaggio militare, allestito tra le polemiche proprio dinanzi il Teatro Politeama. Il blocco della polizia ha acceso gli animi, urla, spintoni, qualche manganellata. Una ragazza ha riportato una ferita alla testa e anche un altro giovane è stato colpito. Questa mattina sulle scalinate del Teatro Massimo invece il flash mob per Gaza e il popolo palestinese da parte di alcuni studenti palermitani. E a Palermo è polemica per l'allestimento del villaggio militare a piazza Politeama. A scagliarsi contro l'iniziativa sono la CGIL, l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università e alcuni politici locali. Il quartiere della Noce si ribella al pizzo dopo gli arresti di 2 presunti esattori delle cosche. Altri imprenditori a Palermo si sono rivolti allo Stato per denunciare di essere vittime della cosiddetta messa a posto. Maglio Viola. Non sono soltanto 3 gli imprenditori della Noce, quartiere popolare di Palermo, che hanno deciso di ribellarsi al pizzo imposto dalla mafia. Dopo gli imprenditori edili, anche commercianti, autoriparatori, artigiani si sono rivolti agli avvocati di Dio Pizzo per intraprendere un percorso che li porti ad affrancarsi dal gioco mafioso. Sono persone che vivono e lavorano nel quartiere che Cosa Nostra non intende farsi scappare dalle mani, che la mafia controlla storicamente da sempre. Ma adesso il clima è cambiato e alle richieste di messa a posto sono sempre di più i commercianti che dicono no. Ieri il racconto e la collaborazione di 3 vittime, in quel caso imprenditori edili come detto, ha fatto scattare l'operazione della polizia, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Giuseppe Frangiamore di 53 anni e Giovanni Montoro di 35. Entrambi sono accusati di 3 tentativi di estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di altrettante attività imprenditoriali attive nel territorio storicamente controllato proprio dalle famiglie che compongono il mandamento della Noce. Ma l'inchiesta non si conclude con i 2 arresti. Ai 3 episodi di richiesta di pizzo ricostruiti potrebbero aggiungersene almeno altrettanti. Nel mirino della magistratura ci sarebbero anche altri 2 o 3 esattori per conto delle cosche, ma ciò che conta davvero è la ribellione di un quartiere da sempre roccaforte della criminalità organizzata. A Palermo condannato a 5 anni e 4 mesi Salvatore Mirto, il 19enne accusato di aver violentato una ragazzina di 14 anni nel luglio dell'anno scorso sulla scogliera della Daura. Per lui interdizione anche perpetua dai pubblici uffici e l'obbligo di versare 10.000 euro ai genitori della minore. A Bronte, lotta dei carabinieri contro furti e contraffazioni durante la raccolta del pistacchio nell'ambito della prevenzione dei furti dell'oro verde. Intorno all'1:30 di notte una pattuglia che stava percorrendo una strada di campagna ha scorto in lontananza delle torce accese proprio all'interno di un campo di pistacchi. I militari, intervenendo, hanno messo in fuga i malintenzionati. Poi hanno passato al setaccio decine di esercizi commerciali che appunto si occupano di vendere al dettaglio prodotti al pistacchio, con sequestri di alimenti e sanzioni per oltre 6.000 euro. Cambiamo decisamente argomento. Nonni sempre più moderni e connessi, curiosi e pieni di energia. L'anzianità non è più un limite, ma una nuova stagione da vivere appieno, tra svago, figli e nipoti. Oggi è la loro festa, dedichiamo questo servizio di Veronica Barbarino. Guidano, viaggiano, fanno sport e usano con disinvoltura telefonini e social network, Facebook, WhatsApp, Instagram per restare in contatto con figli e nipoti, condividere foto, messaggi e informarsi. I nonni non sono più quelli di una volta. Siamo sportive, siamo libere, indipendenti. Su Instagram ci vado però non posto nulla, su Facebook ci vado e posto le foto con le mie amiche quando andiamo a fare le passeggiate, cose allegre, simpatiche. Io modernissimo sono io la penso all'età di 20 anni ancora. WhatsApp, Facebook,
Questo c'ho. Non mi sento una nonna vecchia, assolutamente, mi sento abbastanza energica. WhatsApp ormai per fortuna che c'è, perché i miei nipoti stanno a Treviso, non stanno a Ragusa, e quindi meno male che c'è WhatsApp e le videochiamate. Un cambiamento che affonda le radici nella loro giovinezza, tra gli anni 60 e 70, in cui hanno visto nascere nuove libertà e stili di vita. Ho vissuto in America 48 anni. Sono ritornata ora nella mia bella patria. Già 7 anni che sono ritornata. Quindi questo stile è più americano? Sì, sì. Curiosi, connessi e dinamici, non si pensa più alla vecchiaia quindi come un limite, ma come a una nuova fase della vita da vivere con energia e canticchiando. Non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Auguro a tutti i nonni. Scalerà l'Empire State Building, uno dei grattacieli di New York. È un atleta di Taormina che ha 77 anni. L'abbiamo seguito in uno dei suoi allenamenti. Lorena Dolci. Fin qua quanti scalini sono? 134. Moltiplicate per 10. Il totale è l'Empire State Building, il grattacielo di New York che l'8 ottobre sarà scalato per la più famosa corsa per torri al mondo. Salvatore Ferrara, 77 anni, sarà fra gli atleti che saliranno di corsa 86 rampe fatte di 1556 scalini. Per affrontare l'impresa si allena ogni giorno, che comincia con una buona colazione. Il caffè e latte, fette biscottate con marmellata, mandorle e uva, zuccheri, molti zuccheri. Nessun preparatore atletico, nessun medico sportivo. Salvatore fa tutto da sé. Alla mia mente che è il mio preparatore, perché io conosco il mio corpo e quando devo rallentare, rallento. La scalata è dedicata all'amico Cico Scimone, animatore della Dolce Vita taorminese, scomparso 20 anni fa e che fino a 94 anni era riuscita ad affrontare la scalata. Amici che lavoravamo insieme, lui faceva il pianista, io faccio il barman, ancora lo faccio. Un po' di stretching per iniziare, poi corsa o scale. L'allenamento si conclude con tuffo a mare, estate e inverno. E adesso vi mostriamo l'Etna come si presenta oggi. Dopo la pioggia di ieri il vulcano si è svegliato imbiancato con un bel ciuffo di neve, una spolverata causata dalle temperature che in quota si sono abbassate decisamente ma destinata a non durare. Intanto queste immagini ci ricordano che l'autunno è ormai alle porte. A Catania la metamorfosi del Parco Gioeni, il polmone verde restituito alla città con importanti novità. Sentiamo l'assessore Pesce che ha detto possiamo godere di un panorama bellissimo. Tonino De Mana. Oltre 100 specie arboree piantate, dal rosmarino alla rosa, dal mirto alla lantana, nuove fontane, acqua per l'irrigazione che arriva direttamente dalla timpa di Leucatia, Prato Inglese, pavimentazione del parcheggio esterno autobloccante e drenante. Queste le caratteristiche del rinnovato Parco Gioeni, chiuso da oltre un anno per lavori e restituito in tutto il suo splendore alla città. Lo sguardo si perde nei vialetti dove la natura ha ripreso il sopravvento. Possiamo godere veramente di un parco bellissimo, pieno di verde, con tanti arbusti nuovi, piante nuove, rosmarino, lantana e quant'altro, e quindi più godibile, più fruibile per tutti i nostri concittadini. Yoga e gioia al Parco Gioeni. Che effetto fa aprire gli occhi e vedere questo gioiello? E apriamo gli occhi e troviamo anche questa bellezza dall'esterno, che è un riflesso anche della nostra bellezza dell'interno, siamo felici. Ne è valsa la pena, l'attesa aumenta, si dice il desiderio, quindi questo desiderio oggi viene realizzato e vivere un parco di questo all'interno della nostra città fa sempre piacere e bene. Ma c'è una nota stonata. Mi ha colpito che i bagni però sono ancora chiusi. Per la cronaca, durante i mesi in cui il parco è stato chiuso per lavori, gli immancabili incivili hanno rubato e vandalizzato l'impianto di illuminazione. Infine, gli orari di apertura. Il Parco Gioeni sarà fruibile dalle 7 alle 20 fino al 31 ottobre, poi entrerà in vigore l'orario invernale con apertura alle 7 e chiusura alle 19. Per tutti, benvenuti al Parco Gioeni.
In Sicilia anche gli enti privati potranno svolgere i corsi regionali di formazione professionale, la novità della nuova legge approvata all'ARS martedì scorso, ma la riforma non convince molto i sindacati. Luca Ciliberti. La nuova legge sulla formazione professionale approvata in settimana, quasi a tempo scaduto all'ARS, porta nelle casse della Sicilia 100 milioni di euro di soldi del PNRR. Con una sostanziale novità: la formazione professionale sarà affidata non soltanto agli enti regionali, ma anche ai privati. Di fatto un ventaglio di opportunità di competenze più ampio che superi i classici corsi di sarte, personale alberghiero, parrucchieri ed estetisti. Nelle linee guida si parla persino di mestieri e professioni legate alla transizione energetica. Un'opportunità nuova che ha colto il presidente della Camera di Commercio di Enna, Alessandro Albanese. Nessun pregiudizio sugli enti di formazione che rilasceranno gli attestati, però dice: tutti abbiamo sotto gli occhi a cosa hanno portato migliaia e migliaia di corsi, il più delle volte inutili, e che hanno prodotto negli anni soltanto disoccupazione. Mentre sono convinto che all'interno delle aziende spesso in difficoltà a reperire personale specializzato è possibile la corretta formazione. È una legge dunque che potenzialmente potrebbe portare all'opportunità di nuove assunzioni. Al di là poi delle diatribe politiche tra maggioranza e opposizione, chi vede qualche ombra è la CGIL, che vorrebbe conoscere il ruolo dei privati, adombrando il dubbio che dietro ai corsi di formazione possano celarsi le compensazioni fiscali. Federterziario invece sottolinea che esiste il pericolo concreto di consegnare la formazione professionale regionale alle imprese, dunque i soldi pubblici. L'assessore regionale Mimmo Turano però taglia corto e tira dritto. Il mondo è cambiato, dice: o ci adeguiamo o restiamo fuori. Adesso una breve pausa, a tra poco. A Catania, nel cuore del quartiere San Cristoforo, una scuola gratuita per i bambini. È stata inaugurata ieri ed è stata voluta dalla Fondazione Venturino e dall'Arcivescovo Renna, che dice la vera sfida è quella educativa. Giusy Lazzara. I banchi sono colorati, anche i giochi e i peluche pronti per far divertire i bambini di San Cristoforo a Catania. Le aule si animeranno di piccoli allievi in questa scuola, che sarà gratuita e aperta ai bambini dai 3 ai 6 anni. Un presidio di educazione e accoglienza voluto dalla Fondazione Venturino e dall'Arcivescovo di Catania, in un quartiere complesso dove la dispersione scolastica pesa soprattutto sui più piccoli. La sfida grande è sempre quella educativa, perché l'emergenza educativa si combatte quando le famiglie, le istituzioni, la società civile, anche le scuole private che hanno un grande ruolo nel nostro paese si mettono insieme. La scuola dell'infanzia è ospitata nella struttura delle Suore della Divina Provvidenza e sarà aperta anche con iniziative che coinvolgeranno le famiglie per un percorso educativo condiviso con gli operatori scolastici. In uscita il nuovo album di Aida Sattaflores, anticipato dal brano Un bersaglio al centro. Sentiamo Orazio Longo. Perché un bersaglio al centro non avverte mai. Una foto che la vede ritratta con Augusto Daolio, con cui duettò nel 1992 quella voce inconfondibile che apre il brano di Un bersaglio al centro, titolo della canzone di Aida Sattaflores, che anticipa l'uscita del suo doppio album dal titolo Volver, un progetto di inediti e di pezzi rivisitati della sua carriera. Un bersaglio al centro, un caso. Cantautrice palermitana, Aida Sattaflores, dopo la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1985, ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo. Il primo videoclip di Un bersaglio al centro è dedicato a tutte le donne imbavagliate. Ma che spettacolo intorno al centro, che vita c'è, ma ogni bambino questa non la vede mai. Un bersaglio al centro vede gli arrangiamenti di Salvatore Nogara e la partecipazione di Cisco Bellotti. Perché un bersaglio al centro non avverte mai, mai, mai. Adesso una breve pausa e poi il calcio, parleremo dei prossimi impegni del Catania e del Palermo. Eccoci al calcio, il Catania domenica troverà il Siracusa nel derby che sarà trasmesso in diretta in chiaro da Telecolor. Caturano ed Ausilio sono pronti all'impiego. Marco Carli.
Giorni decisivi per presentare la migliore formazione possibile in vista del match col Siracusa. Giorni in cui i protagonisti della scorsa stagione, con maglie diverse, Cicerelli e Caturano, che rispettivamente a Terni e Potenza hanno dato un contributo molto importante, vengono premiati dall'Associazione Italiana Calciatori al Massimino. Che sia di buon auspicio anche per quest'anno, perché vogliamo fare qualcosa tutti insieme di bello, quindi spero che arrivi il premio di squadra. C'è stato un periodo difficile dove sono arrivato, volevo dimostrare tanto e fare tanto per aiutare la squadra, non è stato possibile perché sono stato fermato da un infortunio, però adesso sto bene, sto rivivendo il gruppo, sto rivivendo il campo, allenandomi con i miei compagni, e quindi sono pronto per Siracusa e spero di dare un grosso contributo per la vittoria. L'attacco sarà determinante per riprendere a correre, attacco inteso come sviluppo del gioco offensivo che ha latitato a Cerignola, ma anche come capacità realizzativa mancata nelle ultime 4 gare in cui solo a Trapani il Catania meritava più di quello che ha raccolto. I rossazzurri vogliono tornare a vincere contro, hanno una squadra neopromossa che ha raccolto una vittoria e 6 sconfitte, ma che non avrà nulla da perdere. I tifosi del Catania non faranno mancare il loro contributo, come sempre. Telecolor trasmetterà Catania-Siracusa in diretta in chiaro, gratis per tutti a partire dalle 13:30, 4 ore live con diretta stadio, un'ora di pre-gara, la telecronaca della partita e le interviste ai protagonisti anche a fine primo tempo e immediatamente dopo l'incontro. E dopo le fatiche del turno infrasettimanale il Palermo è già al lavoro, i rosanero sabato giocheranno alla Spezia, mancherà Ceccaroni che è squalificato. Marco Gullà. Ripartire dalla difesa. Il Palermo, dopo il pari interno con il Venezia al Barbera, riaccende i motori in vista del prossimo match di campionato che sarà sabato al Picco contro lo Spezia. La difesa è il punto di forza dei siciliani, le statistiche parlano chiaro, con appena 2 gol subiti nella prima giornata all'esordio contro la Reggiana e poi nella trasferta di Cesena. Il Palermo vanta la migliore difesa dell'intera Serie B. Un dato assolutamente importante per i rosanero, che adesso però devono tornare al successo. Si sta già al recupero perché abbiamo giocato tante partite questi ultimi giorni, testa al recupero e con umiltà, con tranquillità andiamo a preparare questa partita alla Spezia, ma c'è il gruppo che risponde bene, una squadra che ha l'atteggiamento giusto e quindi non ho dubbi sul fatto che faremo una bella partita sabato fuori casa. Mancherà Ceccaroni squalificato, al suo posto potrebbe giocare Peda o in alternativa Veroli. In avanti possibili cambi, Brunori potrebbe partire dalla panchina e lasciare il posto da titolare a Leduaron, poi si candida anche Palumbo per una maglia dal primo minuto. E prima di chiudere vi do qualche aggiornamento sulle ricerche della donna dispersa dopo il nubifragio che è avvenuto a Favara. C'è stato anche un sopralluogo del procuratore di Agrigento, è stata aperta indubbiamente un'inchiesta, continuano le ricerche, è stata trovata una scarpa ma c'è anche polemica per delle grate che sono state trovate aperte, i cittadini sono indignati, si cercherà di capire di più come è potuto succedere che queste 2 grate siano state trovate aperte, se è stata l'acqua, la furia dell'acqua che le ha aperte o se erano già aperte, ed è proprio in quel luogo che la donna è stata trascinata dall'acqua e di lei non si hanno finora alcune notizie. Bene, ci fermiamo qua, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.